Sono molto soddisfatto di questa soluzione perché tiene intanto da conto molto importante il lavoro di quei lavoratori che lavorano nell'indotto delle navi a crociera, che assolutamente non potevamo perdere, e cominciamo a dare un respiro serio alla programmazione delle navi a crociera. È palpabile la soddisfazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la decisione del governo sul nuovo itinerario delle grandi navi da crociera. Per i dettagli tecnici e giuridici ci sarà tempo, minimizza. L'importante era fare una scelta che tutelasse sia il lavoro che l'ambiente, e così è avvenuto. A noi basta che sia chiara all'UNESCO, a tutto il mondo, che noi la soluzione ce l'abbiamo condivisa con la regione e col governo. Mi sembra un grande risultato dei cittadini veneziani che hanno votato su sta roba qua. Meno entusiasta il sindaco sugli altri temi affrontati dal comitatone, in particolare quello dei finanziamenti per le manutenzioni straordinarie della città storica. I 70 milioni della legge speciale, sbloccati per i prossimi anni, sono una goccia nel mare rispetto alle esigenze di Venezia. Abbiamo messo agli atti che ci serve 1,5 miliardi di euro per l'urgenza a Venezia, perché le rive vengono giù, a scavare lì, c'è da fare l'impianto antincendio. Abbiamo detto al Presidente della Repubblica, abbiamo detto a Gentiloni, l'abbiamo messo nel comitato. Soldi che per Brugnaro dovrebbero arrivare insieme a nuove competenze, secondo un progetto di autonomia per Venezia distinto e parallelo a quello coltivato per il Veneto dal governatore Luca Zaia. Abbiamo chiesto un tavolo, a lato del tavolo delle competenze che la Regione chiederà al Governo, un tavolo specifico per la città metropolitana di Venezia, perché è già città speciale, ha già delle prerogative, le deleghe devono essere date al sindaco metropolitano, come prevede la legge per quanto riguarda i poteri del magistrato alle acque. Abbiamo verbalizzato tutto e continueremo a lavorare in questa direzione. Da domani faremo partire le rete di inchieste e di incontri. Le deleghe le vogliamo direttamente dal governo.